Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo parlato della moda antonelliana, potete trovare qui nelle schede il link. Come potete vedere ho cambiato postazione perché quella di prima era ben più statica, secondo me era un po' troppo rigida, vado forse anche meglio a spiegare gesticolando, perché io sono una persona che gesticola molto e stando seduto forse la qualità del video andava a risentire, anche perché adesso ho anche resettato un po' la macchina fotografica, ci ho messo delle impostazioni che dovrebbero focalizzare meglio il volto, almeno spero, adesso non posso vedere mentre sto registrando, quindi dita incrociate. Comunque parliamo di quello che sta scritto nel titolo, ovvero dell'Empire State Building. Comunque stiamo sempre parlando di edifici simbolo di città, quindi è inutile che mi stia a ripetere sempre simbolo di questo. In questa prima fase di questa serie stiamo analizzando tutti esempi di architettura molto famosa, quindi adesso tocca a New York con l'Empire State Building. Questo grattacielo è stato completato dal 1930 al 31. La sua costruzione fu un record, infatti avvenne in poco più di un anno, cosa che anche adesso è parecchio rara per edifici così grandi. E comunque è stato molto merito anche degli operai che hanno sfidato le vertigini, il vuoto, il stare a lavorare in mezzo ai venti, temperature fredde con queste travi e sistemi di sicurezza che non erano al pari di quelli di oggi. Infatti sono morti 14 operai, però malgrado tutto l'opera nel 1931 divenne il grattacielo più alto nel mondo e anche la struttura più alta del pianeta, superando anche la Torre Eiffel e qualunque altra opera costruita prima. Questo grattacielo era in stretta competizione col Chrysler Building, considerato da molti, e anche da me, uno dei grattacieli, se non il grattacielo più bello di New York, con 319 metri di altezza, e è stato appunto per breve tempo il grattacielo più alto del mondo, titolo che al più presto con l'Empire State Building è stato rubato e mantenuto dal 1931 al 1967 con le costruzioni delle Torri Gemelle, e con il crollo delle Torri Gemelle rimase per alcuni anni l'edificio più grande del mondo e tutt'oggi è comunque uno dei grattacieli più alti degli Stati Uniti d'America. Il suo design è in pieno stile Art Deco e ha questo caratteristico profilo con i piani che si vanno via via restringendo, questo anche per una particolare normativa che stava in quegli anni a New York, che voleva i grattacieli che si restringessero man mano con la salita dei piani, questo per non impedire il passaggio dei raggi solari sulle vie, perché c'era una particolare paura che i grandi palazzi potessero far troppa ombra e rendere particolarmente invivibile le strade e la città, e quindi si era pensata questa normativa per restringere man mano i piani, per aumentare la possibilità che i raggi solari potessero entrare nelle strade di New York. Al suo interno ha ben più di 70 ascensori, ha parecchi piani, la maggior parte riservata a fini commerciali, compagnie telefoniche, e alcuni riservati come spazio espositivo per appunto i visitatori che giungono all'Empire State Building anche per vedere la panoramica. Ovviamente ci sono dei piani dedicati a delle tavole grafiche che rappresentano la storia dell'Empire. Quest'opera è piena di curiosità, vi potrei citare che il pennone era stato progettato per i dirigibili, anche se poi si rivelò una scelta sbagliata perché i venti soffiavano troppo velocemente e quindi non era sicuro l'ancoraggio dei dirigibili, e anche perché nel 1937 col disastro dell'Hindenburg il trasporto su dirigibili è stato completamente arrestato. Altra curiosità è che nel 1945 un bombardiere americano si andò a schiantare durante una giornata nuvolosa contro gli ultimi piani del palazzo. Per fortuna non c'è stato nessun grave collasso e la struttura ovviamente non ne ha risentito particolarmente. Inoltre il grattacielo compare in moltissimi film, perché comunque New York è una città che compare in tantissimi film hollywoodiani, soprattutto nei film dove ci sono distruzioni. New York c'è praticamente sempre, invasioni aliene, hanno visto Godzilla, hanno visto mostroni, supereroi, gli Avengers, battaglie, quindi dal punto di vista cinematografico questo povero palazzo, come tanti altri di New York, ne ha viste di cotte e di crude, però quella più degna nota è l'arrampicata di King Kong nel film del 1933,
su appunto l'Empire State Building, con la tipica scena finale dove appunto lui si arrampica e viene ucciso dai biplani. E questa scena in particolare lo ha reso famoso nella sua epoca. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, ricordatevi di condividerlo se vi piace particolarmente questo tipo di serie e invitate anche magari qualche vostro amico a iscriversi se gli interessa l'architettura oppure si sta appassionando. Tanto va bene tutto, passo e chiudo.